Sarà domani il giorno in cui il Friuli Venezia Giulia riuscirà a capire se sarà in zona gialla, anziché in quella arancione dove siamo rimasti per 15 giorni. Per l'Europa, a dire la verità, siamo addirittura rosso scuro, un colore che ci viene assegnato insieme alla provincia di Bolzano, unica quindi regione in Italia, per l'indice dei contagi molto elevati. Un indice che viene considerato dal Presidente Fedriga molto penalizzante, un vero e proprio danno d'immagine, e proprio in questi minuti ha anche messo un comunicato in cui chiede sostanzialmente l'aiuto da parte di quello che è ancora insomma, il governo o quello che ci sono i parlamentari, diciamo, facendo appello affinché l'Europa riveda questi suoi criteri di scelta. Peraltro anche noi stiamo cercando di capire cosa potrebbe comportare tutto ciò. Vediamo adesso infatti questa cartina, ne vediamo due esattamente, una in cui, l'avete vista prima, c'erano compresi anche l'Emilia Romagna e il Veneto che incredibilmente circa un'ora fa sono scomparsi da questa cartina, sono diventati tutti diciamo rosso tenue e arancione, mentre il Friuli Venezia Giulia viene considerato rosso scuro, quindi una zona in cui sostanzialmente chi viene da noi dovrebbe fare la quarantena e questo potrebbe avere un danno anche per, in futuro per il turismo. A questo proposito abbiamo sentito anche prima il Presidente della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, Giovanni D'Apozzo, che ha detto che è veramente un atto vergognoso da parte dell'Europa. Tanti messaggi che ci stanno arrivando in questi minuti anche su Facebook dove abbiamo pubblicizzato la puntata. C'è qualcuno che dice sostanzialmente che probabilmente pesiamo anche poco o come regione o come intera nazione all'interno dell'Europa. Se fosse accaduto, per esempio, c'è chi dice alla Baviera, chissà cosa avrebbe fatto in questo caso la Germania pur di muovere mari e monti per rimuovere questa zona, probabile zona rosso scuro. Allora, noi dobbiamo avere in collegamento Elena Lizzi, l'europarlamentare. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, voi avete ricevuto questa notizia anche voi, che siete sempre in costante collegamento con Bruxelles, come l'avete accolta? Beh, con stupore, ma neanche tanto purtroppo perché siamo abituati ai colpi di scena che arrivano da Bruxelles, ma avendo diciamo, un contatto continuo anche con la nostra regione, anche con le regioni contermini interessate dal fenomeno, ci siamo mossi subito e tutti gli europarlamentari hanno programmato di scrivere comunicazioni ai commissari competenti, compreso il mio collega Andreosto, e io ho subito depositato in accordo anche con il vertice regionale una interrogazione prioritaria per capire che cosa sta succedendo, anche perché il giallo riguarda anche come mai alcune regioni sono temporaneamente collocate in questa zona rosso scura e poi qualche ora cambia versione e ne rimangono solo alcune. E per questo abbiamo proprio chiesto di non discriminare in particolare la nostra regione che ha dimostrato di saper fare molti tamponi. Abbiamo chiesto anche quali sono i criteri su cui si basa la rilevazione dei casi positivi. E infine abbiamo anche chiesto, perché questo vogliamo capire anche, se le modalità di tracciamento, monitoraggio e rilevazione di dati siano omogenei in tutti i territori europei, perché qua parliamo di raccomandazioni, non avendo la Commissione europea competenza diretta chiaramente, però sono messaggi destabilizzanti, così come era successo nel corso diciamo, della tarda primavera, quando abbiamo rischiato di rimanere chiusi e di non poter affrontare nemmeno un minimo di apertura di stagione turistica. Esatto, questo proprio potrebbe essere magari nella testa di un tedesco, di un austriaco contemporaneamente, pensare che il Friuli Venezia Giulia sia zona rossa, magari anche in un futuro sempre avere queste immagini che ci possono essere anche delle ricadute quando dovrebbe esserci, sperando che ci sia il prima possibile, questa ripartenza. Per quello oggi il governatore Fedriga ha parlato di danno d'immagine. Ma veramente contiamo così poco magari in Europa?
Abbiamo un governo debole, dovrei dire anche che oggi non ce Non l'abbiamo c'è proprio. neanche il governo in questo momento, a dire la verità, Lizzi. Diciamo c'è, ma per gli affari correnti, ed Sì, è sintomatica anche la difficoltà nella redazione del recovery plan, del piano per la ripresa e la resilienza. E all'interno di questo, per esempio, abbiamo preso atto che il governo finora non ha inteso ascoltare le regioni, addirittura dello strumento REACT-EU ha inteso prenderselo tutto senza neanche probabilmente leggerne il regolamento che prevede invece la ripartizione all'interno delle regioni, soprattutto quelle che hanno avuto maggiore impatto di Covid. Quindi oltre alle difficoltà di affrontare un'emergenza sanitaria, sulla quale anche vorremmo capire se c'è lo zampino, no, del governo su questa classificazione ballerina della regione in queste nuove aree, vogliamo anche capire se sarà in grado di ascoltare i territori e soprattutto se sarà in grado di proporre un piano di ripresa all'altezza delle attese dell'Unione Europea, che soprattutto prevedono una serie di riforme di cui in Italia non si vuole parlare. Perché non si vuole parlare, perché la narrazione romantica che riguarda l'Unione Europea deve essere rosa, bella, dall'orizzonte sereno e rischiarato dalle nuvole. Così non è. Noi della Lega lo stiamo dicendo sì. da sempre, per questo che ci danno addosso, però noi con i nostri cittadini vogliamo essere chiari. I soldi non arriveranno gratis quando arriveranno, e sicuramente a fronte di un piano di cui ancora si conoscono solo le grandi linee, io lo sto leggendo, lo sto vedendo, ci saranno sicuramente delle contropartite a garanzia che l'Unione Europea chiederà. Va dato atto, Lizzi, comunque, che Conte aveva raccolto il massimo che poteva raccogliere dal recovery plan. Di debito. Di debito va Sì, bene, non sono però... soldi. No, no, Certo. certo, ho capito, però senza quei soldi è difficile Però, anche la ripartenza, che posso capire la sua considerazione, però... ma è di debito, no? Noi vediamo che comunque il debito pubblico, quando viene, diciamo, emesso sul mercato finanziario, quello italiano, comunque trova una buona accoglienza, e in tutta questa situazione stiamo annaspando da oltre un anno e dovremo attendere ancora sicuramente altri 4-5 mesi per vedere un piano che deve essere presentato entro aprile, poi deve essere discusso entro 60 giorni dalla Commissione, poi il Consiglio il Consiglio dei capi di Stato e di Governo dovrà dire la sua, e poi dopo arriverà forse, anzi su richiesta, un'anticipazione a fronte del quale si potrà partire eventualmente con l'esecutività. Però all'interno di questo piano, ripeto, non si vedono le tracce delle riforme che l'Unione ha richiesto con dati ufficiali e con documenti pubblici. E in questo momento la preoccupazione della politica italiana dovrebbe essere ancora più forte e rivolta soprattutto a questo. Sì. Però non mi pare che ci sia grande consapevolezza. Allora, intanto, mentre sto leggendo il sito della Repubblica, che dice, forse anche dopo che questa decisione del rosso scuro, dice che aveva scritto stamattina che il Friuli Venezia Giulia doveva diventare giallo, magicamente anche adesso per Repubblica dice che rischiano di restare arancioni domani Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Lombardia. Questa è una notizia, insomma, di servizio che mi sento di dare in questo momento, perché tutti davano quasi per fatto il passaggio a zona gialla, adesso sembra quasi il ritorno di zona arancione. Insomma, una giornata, mettiamola per i colori, nera proprio per il Friuli Venezia Giulia. Visto, ecco, nera, che più nera non si può, insomma. Per le aziende, direi, no? Anche. Come? Per le aziende, per il commercio, per i servizi. Sì, questo sì. Sicuramente. Come si fa ad alzarsi al mattino a vedere che luce di semaforo hai? Certo. Senta, l'ultima cosa che volevo chiedere di questa crisi di governo, che idea si è fatta? Sapendo che la Lega vuole tornare al voto. Ma io credo che, diciamo, il presidente dimissionario Conte ha chiesto una maggioranza Ursula.
abbiamo sentito tutti, è stata la sua definizione, che significa chiede di tornare a governare con una maggioranza che rispecchi la maggioranza che governa l'Europa. Io dico che non è questa la composizione del Parlamento e non ci sono probabilmente le condizioni per poter fare una gestione ordinata di un fine legislatura che sia all'altezza della situazione in cui ci troviamo e soprattutto all'altezza delle attese e delle richieste dei cittadini, e sarebbe quindi utile restituire la parola ai cittadini che dovranno confrontarsi durante magari una campagna elettorale che dovrà tener conto anche di questi fili che non sono più invisibili, come dico tante volte, tra la politica italiana e la politica europea. Per noi il popolo è sovrano, qualsiasi cosa decida, la parola spetta al cittadino, quindi per noi sarebbe bene tornare al voto. Se poi all'interno del Parlamento le forze più o meno occulte, nascoste o dichiarate riusciranno a traghettare ancora avanti la legislatura, dovremo prepararci molto probabilmente a periodi di grande tensione. Sì, queste forze occulte sono anche in Europa, Lizzi? Queste forze occulte sono anche in Europa, Lizzi? C'è un interesse magari degli europei a fare in modo che Conte sia il prossimo di nuovo premier? Allora, io ho una mia impressione è che la svolta e i risultati delle elezioni negli Stati Uniti abbiano un peso anche sulle vicende italiane, però potrebbe essere definito anche complottismo, perciò insomma è una mia considerazione personale. Di certo gli schieramenti europei e soprattutto alcune dichiarazioni che alcuni referenti dell'Europa hanno fatto in questi giorni, che hanno acclamato la continuità con un Conte Ter, hanno un peso e un richiamo che molto probabilmente non dovrebbe esserci, perché è anche secondo me un'ingerenza nella politica interna di uno Stato membro. Noi non siamo una federazione di Stati, siamo una confederazione, un consorzio, tra virgolette, di Stati, quindi entrare a gamba tesa sui destini di una politica di uno Stato è molto sbagliato, secondo me. È come se noi dicessimo chi deve vincere in Germania o in Belgio o in Francia. Non è ammissibile. Va bene, la ringrazio Lizzi per questo suo intervento, è stata molto disponibile. Le auguro buona serata. Grazie a voi, buonasera a tutti, grazie. Andiamo in pubblicità, poi non parleremo solo di Covid, anche se l'influenza c'è in questo caso del coronavirus sul mercato immobiliare. Pubblicità. Eccoci tornati in onda con Screenshot. Abbiamo iniziato questa puntata parlando del colore rosso, che non è quello che ci assegnerà domani il governo italiano, il Ministero della Salute esattamente, e non ci saranno ulteriori restrizioni rispetto a quelle che ci sono adesso. La decisione sarà tra il giallo e l'arancione, ma il rosso è quello che ci ha dipinto l'Europa in base all'indice delle positività, dei contagi, che sono state trovate nelle ultime 2 settimane in Friuli Venezia Giulia. Una decisione che ha scatenato, diciamo, l'ira, possiamo dirla così, del governatore del Friuli Venezia Giulia, ma anche del mondo economico, perché sarebbe un vero e proprio danno d'immagine. Peraltro siamo l'unica regione in Italia ad essere colorati di rosso. Questo vorrebbe dire far scattare la quarantena a chiunque venga nella nostra regione, non così nelle altre. Vogliamo sentire anche il parere della Federazione degli Agenti Immobiliari con Leonardo Piccoli, presidente della FIAIP, presidente regionale, che ci parlerà ovviamente del mondo dell'immobiliare, della casa, insomma. Però, prima di tutto, un suo commento. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Allora, cosa ne pensa? Ho ascoltato attentamente la Lizzi. Devo dire che io condivido in toto diciamo, le parole del governatore Fedriga, perché
in questo momento dobbiamo anche essere consapevoli degli grandi sforzi che stiamo facendo a livello regionale da oramai un anno. E una cosa voglio dirla, non giustifico invece anche le reazioni delle opposizioni a livello regionale, che oggi hanno dimostrato ancora una volta di fare non politica ma partitica. Questo è il momento di unirsi tutti assieme, perché gli sforzi che stiamo facendo sono notevoli, iniziando da un provvedimento che io ritengo, la mia federazione ritiene importante, quello che la settimana prossima andrà in aula in Consiglio regionale sullo sviluppo impresa. 51 milioni che verranno messi a terra a sostegno di questa economia molto fragile. E devo dire la verità, sono rimasto anch'io oggi molto deluso da quello che abbiamo visto anche nelle ultime ore, questi giochi con i colori, con i semafori, questo rosso scuro. Io penso una cosa, io personalmente non entrerò nella fase di valutazione medica della situazione, ma qualche numero ve lo posso dare, perché dobbiamo anche essere in grado di dare una lettura. Parlo della provincia di Udine, 536.000 abitanti, il tasso di positività è 5,7, il tasso di mortalità è lo 0,22. Io penso che il mondo comunque non si fermerà. Ormai io vedo anche nella quotidianità come la gente vive la quotidianità con grande prudenza, ma questi semafori, questi colori, queste reazioni sconclusionate portano ad un dato molto preoccupante, che contrariamente a quei tassi che prima ho indicato, sta generando il 100% di paura nella popolazione, e il 100% veramente di grande preoccupazione. Infatti questa paura dopo c'è anche nel mercato immobiliare. Parlo anche, prima la Lizia accennava, certo che avere cambi di colore ogni 2 settimane o anche ogni settimana, ci siamo abituati anche ogni giorno a dire la verità nel periodo di Capodanno, rosso, arancione, ma soprattutto per bar e ristoranti. Questo ha portato a fare in modo, voi che avete il polso della situazione, a molti bar e ristoranti che vendono in questo momento o cercano dei compratori? No, in questo momento, attenzione, io penso che i commercianti vanno rispettati. In questo momento stanno facendo dei grandi sforzi e non hanno ancora alzato bandiera bianca, quindi io mi metto veramente alla pari loro a difendere queste categorie che da un anno che stanno facendo fatica. Parliamo di categorie, parliamo anche di dipendenti di queste strutture. Ecco, io penso che il 2020 è stato un campo di gioco particolare, un campo di gioco in cui il primo tempo si è chiuso con un dato, parlo del mercato immobiliare regionale, con un dato che ha segnato il 20% in meno di compravendite, ma fisiologico, siamo rimasti 2 mesi chiusi. Devo dire in particolare, se vogliamo anche dare qualche notizia, relativamente ad alcune località che hanno pagato, parlo del primo tempo della partita, diciamo così, dei tassi peggiori rispetto alla media del 20%, quindi mi riferisco a Lignano, Sappada, Tavagnacco, Pasian di Prato, Tolmezzo, che hanno fatto segnare dei dati del meno 35%, quindi c'è stato veramente un momento di grande preoccupazione a macchia di leopardo. Ecco, la fermo solo un secondo, perché proprio lei ha citato in maniera anche interessante delle località poi turistiche, no? Tarvisio, Lignano, si ricollega anche a questo discorso del turismo, del danno d'immagine che c'è con questo rosso scuro, no? Si teme oltretutto con la stagione invernale che è ferma, non sappiamo neanche se ricomincerà il 15 di febbraio, si teme un crollo proprio nel 2021 riguardo a queste località. Dalla lettura di questi dati possiamo esprimere un giudizio che è questo. Durante i primi 6 mesi del 2020, in cui non eravamo preparati a questa situazione, devo dire, quando poi le strutture agenziali hanno potuto operare, quindi dal 4 maggio, abbiamo avuto un sacco di richieste e un sacco di contrattazioni relative alla prima casa. Quindi questi dati di Sappada, di Tolmezzo, di Lignano, che hanno fatto segnare nel primo semestre dei dati negativi molto pesanti, è perché l'orientamento delle persone era rivolto principalmente alla prima casa. Poi è successa una cosa strana. Luglio, agosto e settembre, dati recenti, questa provincia di Udine in particolare ha fatto segnare il più 16% di compravendite rispetto al 2019 ed in particolare
le località che hanno fatto segnare un dato importante sono state le località turistiche. Sì. Quindi la gente, le persone hanno intuito che nei prossimi mesi, anni, l'esterofilia probabilmente verrà meno e quindi la seconda casa diventerà sempre maggiormente il luogo sicuramente per le ferie, sicuramente per i weekend, il fine settimana, ma anche i luoghi per lavorare da casa e far studiare i figli con la didattica a distanza. Sì, certo, è un Quindi investimento questa seconda casa, però bisogna anche capire che magari Lignano, Grado hanno dei contraccolpi con gli austriaci e i tedeschi che magari non si fidano più del sistema Italia in generale, ecco. Non dico questo colore che avete parlato durante la prima parte della trasmissione farà sicuramente male al settore turistico, ma questo è evidente. Io mi auguro, come la Lizzi prima ha anticipato, che qualcosa a livello europeo venga fatto e anche a livello regionale. Pur non avendo un governo centrale, che in questo momento servirebbe anche essere governati chiaramente in maniera autorevole, ecco, io penso che comunque usciremo anche da questa situazione. Il dato 2021, siamo a gennaio, quindi dobbiamo anche dare dei dati positivi. I dati positivi sono che abbiamo da gennaio praticamente c'è stato un aumento di quella che è la domanda, ripeto, dell'acquisto della prima, ma in particolare della seconda casa entro i 100 km dell'abitazione principale. Il mercato dal punto di vista dei prezzi sta tenendo, salvo una zona che stiamo osservando, che è la zona delle Valli del Natisone, della Pedemontana, del Collinare e della Carnia, in cui abbiamo uno stock immobiliare molto molto importante di abitazioni vuote. Però questa situazione sanitaria ha cambiato radicalmente anche le modalità di quello che sono le scelte della casa. Quindi in questo momento stiamo riscoprendo molti luoghi dimenticati tradizionalmente dal mercato immobiliare, quindi luoghi non centrali, non nelle metropoli, nei capoluoghi, bensì nella provincia. Infatti il dato del terzo trimestre, come ricordavo prima, ha fatto segnare il 16% in provincia e Udine come città in realtà ha fatto segnare il meno 0,7%. Il problema Piccoli la fermo potrebbe essere dettato dal fatto che ci sono luoghi abbandonati che vengono riscoperti, però ci sono magari tanti immobili abbandonati che rischiano di non essere abitati, visto che la demografia comunque non aumenta, cioè il dato è quello, infatti, no? Cioè se la demografia non aumenta... Lei sa che questo vice domini sono 10 anni che noi come federazione lo stiamo denunciando. Purtroppo oggi il dato di questa regione, di questa provincia di Udine, ci vede all'ultimo posto in Italia. E questo è molto preoccupante, però è anche vero che ho notato con grande piacere, anche grazie all'edilizia agevolata regionale, che è una leva molto importante nelle politiche abitative, molti giovani coppie si stanno formando molto prima rispetto a prima, e quindi parlo veramente di ragazzi che hanno deciso di iniziare un percorso di vita in questa regione, e questo è molto importante, ed è importante lavorare sull'emancipazione giovanile. Sarà questa una leva molto molto importante per la nostra regione, perché in questo momento, ripeto, noi abbiamo bisogno comunque di persone che arrivino, persone che abitano, perché uno stock immobiliare di circa 80.000 case vuote oggi è un numero molto molto importante che potrebbe incidere sul mercato. Però, ripeto, abbiamo tutte le situazioni per ripartire, a parte i semafori, con una legge regionale che io mi auguro venga votata all'unanimità dall'Aula regionale, che porterà uno sviluppo al mercato immobiliare, industriale, turistico di questa regione, i bonus che abbiamo imparato a conoscere. Ecco, però sono due le preoccupazioni, Vice Domini, che voglio rappresentarti e voglio rappresentare a chi ci ascolta. Sì. Una è dettata a quel lavoro che io lo chiamo lavoro sul divano, qualcuno in inglese lo chiama smart working, che è stata chiaramente una necessità, ma non eravamo preparati, e questo sta rallentando tutta quella fase documentale, tutte quelle lungaggini che ci vedranno chiaramente penalizzati per quanto riguarda proprio le procedure di compravendita. Mi riferisco ai comuni, mi riferisco alle banche, quindi non eravamo preparati. La seconda è la disequità sul credito, che è una cosa che dovremo monitorare, perché questa emergenza sanitaria ha reso delle persone, delle aziende deboli. La disequità del credito è una cosa che, ripeto, è inaccettabile, perché fare una differenza tra un dipendente pubblico e uno di un'azienda privata, ripeto, non è accettabile. Per fortuna abbiamo ristabilito la garanzia Consap a livello nazionale,
che volevano ridurla, abbiamo fatto una battaglia come federazione, l'abbiamo ripristinata, quindi una garanzia importante sui mutui e questo garantirà una certa equità. Posso chiedere l'ultima cosa, certezza... Piccoli? Posso chiedere l'ultima cosa, Piccoli, che manca un minuto e mezzo, se si sente di consigliare super bonus? Senza ombra di dubbio, e non fatevi spaventare, lo voglio Però dire ci sono in maniera molto però chiara. ci sono 34 pratiche o 33, qualcosa del genere. No, non fatevi spaventare dalla lettura dell'articolato, ma fidatevi dei professionisti che vi prenderanno per mano e sapranno guidarvi. È un'opportunità unica. In questo momento il consiglio che do è veramente non spaventatevi dell'articolato. Noi come federazione abbiamo ottenuto anche che è stato prorogato al giugno del 2022, ma non ho dubbi che sarà prorogato a tutto il 2022. È un'occasione unica per ripristinare e migliorare il vostro immobile, che così facendo dovete considerarlo come un investimento, perché come dico sempre, un immobile non vale solo perché esiste, ma vale perché viene manutenuto nel tempo, e questa è un'occasione unica ed irripetibile. Fidatevi dei professionisti e cogliete questa grande opportunità. Grazie Piccoli per essere intervenuto nella nostra trasmissione e aver anche snocciolato un bel po' di dati che sicuramente tornano utili all'informazione. Grazie a voi e buonasera. Grazie. Bene, noi torniamo allora domani sera con Screenshot, vedremo quale sarà il colore che ci aggiudicherà, in questo caso non l'Europa, siamo sicuri quello che siamo in rosso scuro, ma l'Italia, giallo o arancione. Grazie, arrivederci, buona serata.